Buongiorno, seconda mattina qui al Cammino di Santiago. Devo parlare a bassa voce perché ci sono altri pellegrini che stanno dormendo. Sono le 6, ci siamo svegliati più o meno alle 5:30. Io mi sono svegliato alle 5 perché ho dormito veramente bene. Ci siamo addormentati alle 11 e come ho toccato il cuscino sono svenuto. Oggi non fa particolarmente freddo, il cielo sembra bello aperto, pulito. E adesso facciamo colazione, ci laviamo i denti e siamo pronti a partire per questo secondo giorno. Questa è la colazione che con 5 euro in più, oltre gli unici del letto, Marta ci ha preparato. Succo d'arancia, cereali, dolci, arance, fazzolettini, biscottini, pane e qui abbiamo dei e qui abbiamo dei salumi. Buongiorno Ivo. Prima salitina su questa tratta del cammino. Appena usciti da Vallares, giusto? Villares de Obrigo. De Orpedo. De Obrigo. Eccoci qua, ci ritroviamo di nuovo in solitaria qua sul cammino. Sono le 8:30, sono in mezzo a questa valle, questa distesa gigantesca, questa vallata con le balle di fieno. E io sono un po' un appassionato nei cammini delle balle di fieno, cerco sempre insomma di fare delle belle foto e dei bei video. Ovviamente nella pausa video ho fatto volare il drone, i miei amici si sono rimessi in cammino. Anche se abbiamo scelto di fare il cammino insieme, ci siamo detti che quando vogliamo, quando abbiamo l'esigenza, quando ci pare, insomma, ci facciamo il cammino per i fatti nostri e poi ci si rivede più là a fine tappa. E questa è una grande cosa, è veramente una cosa fantastica. Ieri quei 35 km si sono fatti sentire tantissimo. I piedi per ora tutto ok, un piccolo callo sul piede destro, tutto normale. Le mie scarpette, la sportiva, si sono fatte un bel rodaggio, quindi confido in loro. Ultreia.
conoscevo già questo ragazzo, lui in pratica vive qua, si è fatto tutta sta roba, ha le sue piante, i suoi alberi, ha dei divani qua dove i pellegrini possono riposare, qui ha una roba dove si fa l'abbraccio e si sta tutto intorno, e i pellegrini che si fermano possono stare qua e mangiare quello che vogliono. Mi chiamo Davide. Davide, da sì. quanto tempo, Davide, fai? Io porto Fai qui questo. 12 anni e è andato 2 volte a camminare. Il cammino di Santiago? Bueno, io cammino quando cammino. Ah, ok. A veces qualche volta nel cammino. Questa ultima volta ho fatto 10.000 km, 3.000 senza la scarpa. Intento per guidare questo posto sperimentare molto più profondo, no? Profondo. Bueno, è un posto per la gente, no? Un posto di condividere, un posto di dare, un posto di crescere, un posto Confrontarsi, conoscersi. confrontarti con gli altri, Una chiacchiera. con tutti, perché fare un'esperienza, cada uno differenze e bueno, è grande, no? Perché io vivo qui senza luce, senza acqua, Sì. senza la macchina, senza mobile. A volte penso che sia un po' dura, no? No, No? no, è un processo, un percorso interior molto intenso, però alla fine è molto per me. È molto, Beh, certo. tanta gente felice, no? Tu lo vedi. Qui. Sì, sì, Quel sì, che sì. arriva, questo è un regalo, sta qui. Io intento posare tutta la passione. È un posto veramente di condividere. Condivisione. Sì. Esatto. Grazie. Sì. È Tutta stato la veramente un Italia, piacere veramente. conoscerti. Uguale, sì. Grazie mille. Io sono Nicola comunque. E sorte per tutto il mondo. Grazie. Grazie, sì. Sono appena uscito dalla casa dello Dios. David è il ragazzo che la gestisce. La sua storia è molto interessante, molto profonda. Mi ha chiesto anche un favore, se potevo montargli un mini video da pubblicizzare sui social. Quindi gli ho fatto anche un'intervista personale di 5 minuti. Quando rientrerò a casa monterò tutto e gli invierò tutto. Adesso, siccome questa sosta è durata tanto e i miei amici sono già arrivati ad Astorga, devo recuperare e finire in solitaria questi 6 km. Però sono veramente sono felice, ragazzi. Non sono abituata a dire sono felice. In realtà lo sono. Mi suona strano dirlo perché non sono abituata a dirlo, ma lo sono. Sono felice. Il pellegrino va camminando en el año santo a partir de Astorga. El camino es bonito a partir de Astorga. El camino es bonito. La 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 la. La 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 la. Ed eccoci arrivati ufficialmente anche ad Astorga. Questa è la città, ci fermeremo per fare un giro, per mangiare qualcosa, poi proseguiremo verso un paesino che sta a 2,5 km dopo Astorga.
Da quanto ci siete? 50 minuti. 50 minuti? Sì, Davvero? Un'ora di distanza. Sto entrando in farmacia perché la gamba a sinistra inizia a farmi un po' male. I 35 km di ieri mi hanno fatto un po' male la gamba a sinistra e mi tira la giuntura tra il polpaccio e il femore. Sentito il rumore di... È bellissima questa cosa. Ciao bello. Ciao. Guardate lì. Dico, guarda lì, italiano. Da Roma, facciamo Roma. Sta buena? Bellissimo. Do you want a beer? Y los pasos que doy, los voy contando. Y los pasos que doy, los voy contando. A posto. 30 anni. Santa Catalina della Sommozza, siamo arrivati oggi 26, forse arriviamo a 27. Ora dobbiamo cercare l'alberghe e stenderci per almeno mezz'ora, direi. Oggi bisogna fare anche i biglietti per il rientro che non sono ancora fatti. Come ti senti dopo questa lunga giornata? Bene. Sei molto credibile, lo sai. Devo essere un po', vero? Nulla ragazzi, tra biglietti e roba non ho più filmato niente. Nell'oscurità. Pazzarie si dicono. Buen camino, señor.